Una densa colonna di fumo si è alzata poco dopo le 7 di questa mattina da un capannone sito nella zona industriale di San Giovanni al Natisone. Si tratta di una tappezzeria gestita da cinesi. Sul posto sono giunti 7 automezzi dei Vigili del Fuoco, 6 autobotti e un'autocisterna provenienti da Udine, Gorizia e dal vicino distaccamento di Cividale del Friuli. A originare l'incendio, prontamente domato grazie al tempestivo lavoro dei soccorsi, un cortocircuito partito dall'anomalo impianto elettrico datato anni 90, che ha di fatto innescato il rogo. A titolo precauzionale sul posto un'ambulanza giunta dall'ospedale di Palmanova. Alla fine nessuna persona è rimasta coinvolta, solo danni strutturali. Da alcune nostre fonti non si esclude il dolo all'origine dell'incendio. L'immobile ospita al suo interno 3 aziende cinesi in concorrenza tra loro. La ditta coinvolta è sorta poco meno di 2 settimane fa e tra i proprietari negli ultimi tempi ci sono state diverse diatribe legate al mercato locale della tappezzeria di sedi affini. Sul posto 2 pattuglie della polizia intercomunale Torre Corno Natisone per la viabilità, mentre per i rilievi di legge indagini da parte della locale stazione Carabinieri coadiuvati dai colleghi di Aiello del Friuli.